Buongiorno, buongiorno, buon sabato e ben ritrovati. Oggi è una splendida giornata di sole, siamo in piena primavera in Friuli, speriamo che questa primavera coincida anche con la ripartenza della nostra vita. Io sono un po' frastornato, ho appena finito 3 ore di assemblea di Lega e voi presidenti sapete cosa vuol dire, no? Adesso ho tolto la cuffia, l'ho rimessa, adesso parlo di pallavolo con voi, lo faccio con grande piacere con Bernardino Ceccarelli, anima, mentore, presidente, guru del volley della Libertas Martignaco. Grande Press, mi fa piacere vederti in video e non solo sentirti. Come stai, Press? Insomma, cerchiamo di difenderci, dai. Sempre. Poi vado, per Fabrizio non ti arrabbiare, scendo giù e vado dalla signora del volley. Ciao Paola Zeretti, ben ritrovata. Ciao, come stai Paola? Nel tuo eremo di Aveacco, tutto bene? Tutto benissimo, grazie. Anche, penso sia una meravigliosa giornata anche da voi, credo, ovviamente. Sì, bellissima, bellissima. Quindi magari si fa un po' di volley in giardino? Ma oggi veramente dobbiamo tagliare l'erba, quindi Ecco. Oggi è abbiamo giornata da lavorare. di lavori casalinghi. Fabrizio Cattelan, ben ritrovato, come va? Tutto bene? Bene, tutto bene. Io invece l'erba l'ho appena tagliata e quindi sono fresco di doccia e quindi Ascolta, però devi spiegarmi la tua t-shirt, è meravigliosa. Che cosa simbolizza? Io sono un porsista, no? Quindi mi piacciono le Porsche, quindi il mio sogno nel cassetto è un vecchio 356 che chissà se un domani post coronavirus si potrà. Te lo auguro, te lo auguro. Allora, oggi non abbiamo con noi il presidente Michelli perché vi anticipo a tutti e tre, domani all'interno di BH Sunday alle 15 sarà il presidente federale Cattaneo, super ospite d'onore con Brandolin, con Michelli, con Giovanni Dami, quindi si parlerà magari anche di politica sportiva legata prevalentemente al volley, quindi invito domani a guardare perché il presidente nazionale sarà il nostro gradito ospite in scia al presidente Petrucci di domenica scorsa. Però oggi con voi eravamo rimasti in debito con i nostri amici a casa che vi hanno seguito in tanti il sabato scorso. Presidente Ceccarelli, comincio con te. Insomma, abbiamo buttato lì, abbiamo gettato questa idea che poi non è che abbiamo scoperto l'acqua calda, è una cosa di cui si parla da mesi sotto traccia, più o meno dichiaratamente, più o meno alla luce del sole, però è un'idea che io mi sono sentito di dire, e devo dire, trovato anche grande sponda dal presidente Michelli, che ha fatto una sintesi secondo me perfetta. Insomma, ci sono o no i margini per poter ipotizzare una collaborazione fattiva, importante, fra le tre realtà più importanti, no? Gioco di parole, della nostra provincia? E ci siamo aggiornati a, ok, prendiamoci qualche giorno di tempo, riflettiamoci sopra e poi ne parliamo. Presidente Ceccarelli, la settimana che riflessioni ti ha portato al riguardo? Ma Dio, le riflessioni sono sempre quelle, onestamente. Se si può fare, sono rimasti quelli del sabato scorso, anche perché non è che abbiamo avuto contatti così sotto banco con gli interlocutori qui presenti, che saluto e ringrazio, perché non mi sembra corretto. Però certamente se si può fare qualcosa, noi non siamo presenti, ecco, non è che diciamo no, che arrangiamo finita in gloria. Questo è. Quindi, sì, no, perché Presidente, tu che sei un entusiasta, che sei un innovatore, io sabato scorso forse ti avevamo magari trovato, ti avevamo anche un po' preso, forse alla sprovvista, ti avevo sentito quasi un po' frenato al riguardo, ora è stata la mia impressione. No, per l'amor di Dio, non mi ero frenato per niente, probabilmente io ho sempre detto che ci sono le opportunità di ragionare, però ci sono tante cose che vanno chiarite e vanno decise, non è che una cosa si può fare così, no? Se si potesse tutto risolvere con un'acquisizione sarebbe facile, ma non è questo certamente né il sistema né quello che né noi né nessuno dei presenti vogliono. Questo è il discorso. È chiaro, quindi non si parla di acquisizione ma di una collaborazione che ovviamente è molto più difficile, perché tu dici acquisire, compro, inglobo, qui invece dobbiamo mettere insieme delle teste pensanti. Fabrizio, invece tu sabato scorso hai dato la disponibilità concreta, no? E ampia alla discussione a un tavolo di lavoro. In settimana ti sei confrontato con i tuoi dirigenti, col tuo staff, hai avuto modo di approfondire l'argomento a seguito di quello che ci siamo detti? Ma sì, abbiamo
approfondito. Diciamo che già il fatto di parlarne non è così comune, insomma, quindi già va dato ammirazione, insomma, a entrambe le società, il fatto che già in passato, insomma, in qualche modo se ne sia parlato. Ovviamente ci sono delle cose che anche a me ovviamente sfuggono, quindi il confronto con chi invece ha già un'esperienza, come il presidente Ceccarelli o come anche il nostro past president De Paoli, no? Dice sì, è anche bello giocare un bel derby come quello che abbiamo fatto al Palacarnera, no? E quindi cioè, viene a mancare anche quel sano spirito agonistico, no? Legato appunto a una competizione. Ovviamente si parlava di A1 e io non è che abbia le cifre sempre in tasca, mi sono fatto dare qualche cifra e forse bisogna anche essere coerenti, che forse anche unire le nostre tre forze non sono sufficienti, e parlo di livello economico in base anche alla disponibilità di ognuno poi che potrebbe mettere all'interno per poter andare a competere, come si diceva sabato scorso, con un Conegliano, no? Diciamo che ci sono delle società anche di A2 che hanno investito anche quello che possono essere i bilanci di entrambe le società e l'hanno fatto più per aggiudicarsi una serie A1 per poi rivedere i concetti, quindi è corretto anche essere diciamo coerenti con quelle che sono le nostre realtà e le nostre attuali forze che avevamo messo in campo. È ovvio anche che in situazioni come questa che abbiamo vissuto, che ovviamente è ancora un po' prematuro andare a suonare i campanelli di sponsor che sono appena ripartiti con le loro attività e chiedere ci sarà, però insomma bisogna vedere, io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e non dico che tutto può finire, può anche ripartire in modo diverso, ecco, questa è la mia visione. No, certo, ma è chiaro, quando avevamo parlato, l'aveva sottolineato anche il presidente Ceccarelli, quando avevamo parlato di andare a sfidare l'Imoco, ovviamente quello era un metro di paragone per dire di puntare al massimo, quindi andare a affrontare la corazzata mondiale, no? Ma l'obiettivo era ipotizzare di salire nel gradino di sopra e quindi fare una 2 di vertice per vincerla e poi entrare nel salotto buono. Questo era il concetto. Intanto salutiamo Giorgio Arpino, che vi saluta da tifoso del volley e da presidente lì. Siete tutti grandi appassionati. Ecco, quindi Paola, anche tu avrai avuto modo di confrontarti con il tuo staff tecnico, perché poi alla fine c'è sempre questo, poi no? C'è sempre la parte societaria, poi sono anche gli allenatori. E con il tuo staff tecnico, con la tua dirigenza, cosa ne è emerso per quanto vi riguarda? Beh, Dio, non solo con lo staff tecnico, qui come nel caso di Catellan ci sono delle persone che sono tanti anni che hanno costruito questa società e sono loro l'anima di questa società e chiaramente hanno delle esperienze pregresse, delle situazioni pregresse che vanno chiarite, quindi dovrebbero essere loro gli interlocutori presenti in questo incontro, sinceramente, o meglio in un incontro futuro, perché prima credo ci siano degli aspetti passati da chiarire per creare fiducia tra le persone, perché non si fa nulla se non c'è fiducia tra le persone. Quindi traduco che ci sono dei rapporti personali, perché poi alla fine Fabrizio, si parlava sabato scorso che fare gioco di squadra nel momento in cui non the base, no? È una cosa intelligente, no? O se si vuole competere al massimo livello, non the base, insomma, ce ne sono di meno più che non ce ne sono. Poi però, e quindi questa è la fase 1, fare squadra, la fase 2 è farlo con che obiettivo, la fase 3, qui Paolo ha aperto il fronte e comincia da te Bernardino e mettere d'accordo le teste, cioè ci sono magari alle spalle delle situazioni di tensione magari che vanno preventivamente risolti, corretto Press? Anche incompatibilità, discussioni, vedute diverse semplicemente. Sì, corretto il discorso, ma bisognerebbe cominciare cioè, prima di tutto capire le intenzioni, le finalità e poi ovviamente si parla con le persone. Se questo cioè io non è che mi sono confrontato questa settimana qua con i nostri collaboratori, sinceramente.
perché ho avuto altro da fare. Poi con questa situazione qui di pandemia hai già abbastanza pensieri. Certo. Ecco, però voglio dire, si può cominciare a ragionare, non so in che termini, sì, non saprei, ecco, c'è poco da fare, non saprei come cominciare il discorso. E cioè, tu dici da dove partiamo? Qual è il punto di partenza? No? Chiaro che Come? quindi il punto di partenza, da dove mettiamo il punto via? Questo è, Fabrizio, anche per te è lo stesso problema? Ma diciamo che ovviamente tre persone come siamo noi qui oggi non sono sufficienti per decidere ovviamente una scelta del genere. Ovviamente non ne va solo del main sponsor, ne va del comune, del primo cittadino che si vede spostare un qualche cosa, di investimenti fatti anche in ambito di rinnovo di palestre, cioè di tutta una serie di considerazioni. Cioè, sarebbe più corretto, a mio avviso, ragionare per gettare le basi, sì, come dici tu, di una 1, non per andare ovviamente a competere con Eliano, per andare a giocare senz'altro, ma mantenendo magari le realtà di A2, no? Nel limite delle possibilità, no? Però ovviamente coinvolgendo dei partner ovviamente più importanti. Tenere una 2 e una 1, tra virgolette, che se la giochi, ecco. Però insomma ci vogliono dei tempi per iniziare a gettare, in modo da non trascurare di dire non abbiamo più la squadra, tra virgolette, del comune o delle nostre realtà che in qualche modo dice la sua a livello ovviamente di categoria, e quindi gettare lì. Però ovviamente cioè, ci vuole il coinvolgimento, non bastiamo noi tre, ecco, quindi ci vorrebbe qualcuno che magari, visto che il sentito per il volley femminile c'è, no? Che magari la visibilità anche che inizia ad avere questo sport è abbastanza elevata, qualcuno che magari si metta in gioco assieme a noi per ragionare su un progetto più importante. Ovviamente noi ci siamo, ecco, sotto questo aspetto. Cioè, tu quando ti riferisci al fatto che non bastate voi tre, a chi ti rivolgi? Cioè, chi manca a questo tavolo? Ma insomma, abbiamo visto che insomma, sia per quello che riguardava la pallacanestro, ai tempi c'erano nomi importanti che portavano avanti. Ovviamente si parlava di mobilieri ai tempi, no? Magari abbiamo qualche signore del ferro che magari, non so, in qualche modo potrebbe essere coinvolto. No? A tutti lì vanno a parare alla fine, ho capito. No, ho capito. Però insomma, io credo, Paola, ti ricoinvolgo. Io la settimana scorsa avevo votato nella mia così idea a braccio, perché adesso Fabrizio dice bisogna avere una 1 e una 2 come riferimento. Io partirei da una 2 e da una B magari, e poi magari da una squadra sotto. Avete un sacco di ragazze, tante brave, tanti bravi tecnici. Poi anche lì è un problema. Io prima non mi riferivo, quando vi ho chiesto se vi siete confrontati con i vostri tecnici, io ragiono adesso, mi metto il cappello da dirigente sportivo, è chiaro che poi ognuno tutela il proprio allenatore e il proprio allenatore è il migliore del mondo. Voi siete tre società. Scusami, Davide, ti interrompo. Ho sbagliato, intendevo una B anch'io, non una 2. Scusa. Ah, ok. Una B. Sì, ecco, scusami, no, se no guardavo un po' troppo avanti. No, però io dicevo che in prospettiva il tuo ragionamento è corretto, cioè partiamo da una 2, da una B, per poi arrivare magari a una 1 e una 2. Ora così diventa un movimento trainante senza uguali in Italia, Paola, però da qualche parte bisogna partire. Sì, credo anch'io che bisogna ripartire prima di tutto, come ha detto Ceccarelli, dire qual è l'obiettivo. Noi partiamo con un piano di lavoro che parte, come hai detto tu, da una 2, da una 2 a una B1, con quali obiettivi. Poi giustamente bisogna coinvolgere anche altre persone a livello di sponsorizzazione e bisogna mettere insieme le teste che compongono queste società per capire anche i loro obiettivi. Bisogna mettere insieme l'interesse di tutti quanti e cercare di trovare un punto d'accordo con degli obiettivi comuni, se no è difficile fare un piano di lavoro. E quindi gli interlocutori che mancano non sono soltanto gli sponsor, ma sono anche quelle persone, almeno per quello che riguarda il volleyball, che hanno portato avanti questa società fino adesso.
Se tu parli di Maria Savanito, facciamo un nome e Maria cognome. Savanito, certo, lei e anche altre persone che insomma, principalmente lei, sicuramente che è l'anima di questa società. Certo, quindi e lì torniamo, Presidente, ma io dico, c'è la possibilità di sedervi tutti intorno a un tavolo e dire, cioè, avete voglia, secondo te, Press, tu che insomma a livello di graduatoria di ranking, finita questa stagione, quella che si è classificata meglio sei tu, no? Il Martignaco quindi è la prima realtà, non lo dice Michalic, lo dice il campionato, poi la seconda è il Talmassons che vi è arrivata appena sotto, e la terza è la Volleyball, per quello che vale un ranking oggi, cioè poco o niente, però è così. Tu che sei quello magari posizionato meglio, saresti disponibile a fare un passo indietro per farne due avanti? Ti chiedo. Ma altro che sì, sarai disponibile, sì, purché arrivino forze che vengono a darci una mano sia di teste e di portafoglio, e noi siamo ben contenti, non è un problema. Anzi, io sono alla ricerca di questo, anche perché non siamo nessuno eterno, quindi poi io sono più anziano di voi, di tutti voi, e quindi c'è bisogno di avere delle persone che possono prima di tutto venirci a dare una mano e poi in futuro continuare l'avventura. Questo è fuori dubbio. Perché io credo, Pres, che tu sei sicuramente eterno, no? Figurati, tu sei molto più giovane di tutti noi, però anche tu, insomma, è un discorso di energie, e quindi anche magari approfittare di questo momento storico, no? Che ti mette, che ci azzera tutti, e ci fa ripartire, per provare a trovare magari degli aiuti per far sì che questo grande movimento che avete creato tutti insieme voi, ognuno per la propria area di competenza, abbia un ulteriore sviluppo. Il momento storico è questo, perché tu, come dicevi, tu sei eterno, ma non sei eterno, ovviamente. No. Sì, capisco quello che stai dicendo. Hai capito cosa intendo dire? Sì, ho capito. Per l'amor di Dio, ripeto quello che ho detto prima. Noi siamo ben contenti di poter avere qualche persona che viene a darci una mano e che ci porta qualche euro. Cioè, questo è il concetto. E poi si può cominciare ovviamente a ragionare su un progetto più ampio. Perché no? Però bisogna partire dalle basi solide, partire dalle convinzioni delle persone che sanno dove devono arrivare e poi tutto diventa in discesa. Però dobbiamo partire da un qualcosa che possa stare in piedi, no? Questo sicuro. Fabrizio, tu prima facevi riferimento giustamente, no? Anche agli impegni fatti dall'amministrazione comunale locale, no? Voi avete avuto per anni un bravissimo sindaco che è anche un mio amico, attuale presidente del Consiglio regionale, con il quale condivido, siamo vicini di casa al mare d'estate, si parla spesso di questa passione per lo sport, quindi io so che lui in prima persona, però di Zanin, anche in questo caso per fare un cognome, intanto voglio dire, non c'è niente di male, non facciamo nessun tipo di politica, ma diciamo le cose come stanno. Vi ha sempre appoggiato nella vostra cavalcata, ha investito anche tempo e risorse per far sì che il vostro impianto sportivo potesse accogliervi in maniera sempre più confortevole. Ma qui credo che nessuno voglia sminuire o togliere il valore a quello che il Friuli è fatto di paesi, no? Di campanili, per l'amor di Dio, è la nostra storia. Però faccio la stessa, quindi premesso tutto ciò, faccio la stessa domanda anche a te che ho fatto a Bernardino prima. Sareste disponibili anche voi a fare un passo indietro per farne due avanti? Perché poi bisogna arrivare a un minimo al concreto, diciamo che sì, questi ragionamenti qua sono stati fatti, come avevo detto anche sabato scorso, sono stati fatti anche l'anno scorso, insomma, non è che non ci siamo trovati anche, insomma, al presidente Bernardino per fare dei ragionamenti, no? Come si diceva, però ovviamente, cioè, ribadisco, cioè, non abbiamo mai fatto in questo momento un incontro per capire un sondaggio un po' più esteso, per capire qual è il sentiment nel momento in cui si prendesse una decisione del genere, no? Certamente il coinvolgimento anche delle persone che hai citato tu, dall'attuale presidente del Consiglio regionale Zanin, al sindaco Piton,
cioè, quindi con la comunità in generale, al di là adesso di chi è primo cittadino, anche primo sponsor, perché sono anche molto legati, vengono a vedere le partite, ma questo si condivide, va esteso, diciamo, anche a loro il consenso o una visione di questo tipo, ovviamente con delle basi serie e solide. È ovvio che in questo momento più che in altri c'è il bisogno di tenersi più vicino, diciamo, di fare territorio, come dice qualcuno, e un territorio magari leggermente più esteso, proprio per dire, visto che Venezia Giulia non è grande, no? E anche le considerazioni correttissime economiche faceva il presidente Ceccarelli l'altra volta, la provincia di Treviso fa lo stesso PIL di tutto il Friuli Venezia Giulia insieme, quindi certo, è ovvio che ci confrontiamo con un'economia di territorio completamente diversa. Quindi prima tu dicevi tutti vanno a puntare su quei nomi abbastanza importanti e famosi, però quelli sono qua in regione, non è che ne abbiamo voi tre insieme, se già fai 1 più 1 più 1 fa già 3, voglio dire, capito? Cioè, assolutamente, sì. Fa già 3, e poi questi dati devi suddividerli magari non per cercare di accontentare tutti in un progetto di condivisione, no? Però se fai 3 puoi fare 1 o 2 di vertice e puoi farti una bella serie B. Io ragiono da esterno, io se avessi questa realtà come voi nella pallavolo ci proverei. Noi invece qui siamo nel basket, ad esempio, c'è un paragone, siamo solo noi, no? In provincia di Udine, e quindi ci sentiamo poi paladini, ed è ogni tanto è veramente pesante, difficilissimo anche non solo economicamente ma anche a livello di responsabilità sulle spalle, e quindi per questo mi sento anche di trasmettervi questo messaggio. Voi siete in 3, condividere su 3 spalle diverse, che poi la tua spalla coinvolge una comunità, il presidente Ceccarelli uguale, Paola c'è una storia dietro di società di cui prima ha fatto accenno, ed è molto chiaro, Paola, quello che ti volevi tu riferire, però insomma 3 spalle è meglio che una, voglio dire, capisci? Assolutamente sì, no, beh, certamente avere la possibilità di partire, non essere... È anche un discorso di responsabilità, voglio dirti, anche di sviluppo di andare oltre il proprio orticello, questo mi sento di dire. Assolutamente, ma poi le visioni di questo tipo le sposo sempre io, nel senso che nel momento in cui c'è una condivisione non solo di intenti, diventa una condivisione poi anche di sinergie tra sponsor, da tutte le serie di combinazioni che nascono, di sviluppi anche che possono sfociare anche in ambito economico delle aziende stesse che sono sponsor, come un po' abbiamo fatto anche a Talmassons. Quindi se già Talmassons ha avuto un primo successo, figuriamoci farlo su una scala provinciale invece che territoriale come quella del comune. Ecco, assolutamente, Davide, non fa una piega il tuo discorso, ecco. Questo intendevo. Paola, però io credo e temo che, come spesso capita, sia poi il rapporto fra le persone a fare la differenza, no? E il nostro mondo meraviglioso che va avanti in maniera vertiginosa, è meraviglioso anche in questa fase di massima disperazione collettiva. E questi telefonini qua maledetti, noi oggi ne facciamo una trasmissione, noi così, cioè, provate a pensare, io solamente 2 mesi fa non sapevo esistesse questo sistema. Noi facciamo audience e televisione, numeri incredibili, molto più di quello che voi potete immaginare, con un PC e con un microfonino, quindi il mondo va avanti. Eppure, Paola, siamo ancora ancorati a antipatie, simpatie o retaggi personali. Ma non è ora, io non faccio nessun riferimento, per l'amor di Dio, e non voglio giudicare, per noi le basche siamo forse anche peggio, però in questo momento storico non è il caso di metterci una pietra sopra e andare avanti. Beh, Dio, se lo chiedi a me, che chiaramente non ho memoria storica, ti direi assolutamente di sì. Bisogna tener conto comunque che tutti i rapporti si basano sulla fiducia, no? Tra le persone, e quindi questa fiducia va creata o va migliorata se magari si è un po' persa. Poi non lo so, io ragiono anche in termini un po' imprenditoriali. Tutte le società sono come delle piccole imprese, anche se purtroppo non creano reddito. E tutte le società hanno un percorso di vita che è normale, cioè quello della nascita, della crescita, arriva a un apice e poi c'è una discesa. Bisognerebbe fare sempre attenzione a dove sei arrivato e quando è il momento magari appunto di farla rinascere, perché certe società vanno avanti perché l'imprenditore ha la capacità fondamentalmente di un po' di reinventarle.
Ecco, anche nelle società sportive forse bisognerebbe alle volte rendersi conto quando è il momento di trovare un modo per farle rinascere, magari insieme ad altri o da soli, perché hanno bisogno di un cambiamento. E non è sempre facile individuarlo e Bisogna essere lucidi andare a capire il oltre. momento giusto, Paola, dici tu. Bisogna essere lucidi a capire anche a livello imprenditoriale quando più di lì tu non puoi fare. Questo vuoi dire? Sì, 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 sì. Secondo me sì, vale sempre nella vita. L'ho visto anche, se vuoi, nella mia azienda. Mio padre a un certo punto ha avuto la capacità di dire: oggi è arrivato il momento di fare un cambiamento anche generazionale. Non tutti sanno farlo, spesso portano dietro con loro quello che hanno costruito. Il tuo ragionamento mi trova d'accordo, è molto intelligente. Presidente Ceccarelli, scendiamo anche nel pratico. No, stiamo discutendo se filosoficamente dove si potrebbe trovare un punto d'intesa o se esistono punti, magari alla fine usciremo da questi, poi noi stiamo solamente così parlando, poi voi chiaramente avrete occasione, se ne avrete voglia, di vedervi non davanti a una telecamera per fare i vostri ragionamenti, ma mi sembra anche normale, però ecco, chissà come andrà a finire poi questo percorso, però mi piace giocare anche nel pratico, io sono un uomo di campo, come te, Press anche, ma tecnicamente potrebbe essere uno scoglio poi la parte proprio degli allenatori, cioè il mio è più bravo del tuo? Teniamo il mio, no, prendiamo il tuo lo mettiamo a fare gli under 14, il mio lo mettiamo a fare, oppure quello secondo te potrebbe essere un ostacolo superabile? Ma guarda, bisogna sottolineare, cioè almeno fare una precisazione, che per quanto ci riguarda come società, noi siamo abituati a partire presto per organizzare sia il settore giovanile che la 2. Quindi noi abbiamo già tutti gli allenatori per il settore giovanile, sappiamo già le squadre che faremo il prossimo anno e abbiamo confermato ovviamente lo staff tecnico della 2 perché ha lavorato più che bene. Noi abbiamo mandato 5 ragazze in A1, nessuna società di A2 in Italia ha inviato questi numeri, cioè ha inviato, insomma, ha promosso, non so. Ha fatto arrivare. Con la... sì. Ha collaborato perché queste arrivino in A1 ben 5 atlete e quindi sì, come faccio io a dire al nostro allenatore che faccia un passo indietro? No, io non, sarebbe una follia. No, non stavo dicendo questo, però questo potrebbe essere un ostacolo in generale, voglio dire. Ma no, è un ostacolo, bisogna poi il discorso come un'azienda, come diceva prima giustamente la signora Angeletti, bisogna che ci sia sono invariato, è meritocrazia, no? Se uno è bravo non si può non dargli i giusti meriti e le giuste soddisfazioni. Sì, questo è. Poi non so cosa pensano le altre società. Io ho detto quello che noi abbiamo fatto fino adesso, giusto per mettere al corrente, mica per vantarci, ma no, solo perché siamo abituati a partire, ecco, a partire presto, perché sennò qui diventa sempre complicato. L'anno scorso abbiamo avuto difficoltà a completare la squadra perché abbiamo atteso la risposta di questo, di quest'altro, di quest'altro e poi alla fine trovi quello che trovi. Allora, a memoria di queste situazioni abbiamo dato dei tempi e quindi si sta lavorando in questo senso. Ecco.
Fabrizio, fermo restando che Gazzotti io l'ho avuto anche un paio di volte in trasmissione con me, mi pare un allenatore bravissimo e mi sta anche pure molto simpatico, essendo lui un calciofilo e come tutti noi, anch'io sono un calciofilo per passione, quindi non volevo assolutamente mettere in discussione la conferma di un allenatore che ha fatto benissimo a Martignaco e per il quale ho simpatia, però alla fine bisogna andare anche un po' nel pratico, superate la fase, no, filosofica e tutte le varie componenti ambientali che possono minare una collaborazione, oppure mettere i primi paletti più che minarla, no? Poi ognuno però pensa di avere a casa sua il miglior allenatore del mondo, credo. E questo può essere già un ostacolo. Oppure secondo te, e quindi faccio la stessa domanda fatta al Presidente, sul fatto di avere magari due squadre che siano anche vasi comunicanti, si può anche passarci sopra a questo tipo di problematica? Ma diciamo che su questo tipo di problematiche ci si può anche passare sopra, no? Anche perché ritengo il mister Granzotti un ottimo coach, lo ha dimostrato e insomma i numeri sono dalla sua parte e anche gli atteggiamenti in campo, quindi massima stima e ammirazione per chi è, a mio avviso, un gran professionista, quindi assolutamente nulla da eccepire sulla figura della persona, e anche se dovesse essere un domani una figura comune alla società. Ovviamente sposo in pieno anche quanto detto dalla signora Geretti, assolutamente, i ragionamenti si fanno come azienda e ovviamente in azienda non stai fermo, quindi dobbiamo essere coerenti con qual è l'appunto della situazione oggi, quindi i tempi e la velocità. Noi siamo una società di volley che ovviamente si è costituita l'anno scorso come società professionista, come una SRL, e quindi di conseguenza gli altri soci dicono Cefasino, è ovvio che si va avanti e diciamo delle minime basi sono già state gettate per la stagione, perché non è ovviamente il tuo invito da sabato scorso a cercare di gettare delle basi per provare a vedere, però nel frattempo i tempi si muovono, quindi non è che nessuno rimane fermo, ecco, specialmente anche perché, tra virgolette, noi che veniamo da un percorso di scalata, no, fino ad arrivare a una 2, no? E ovviamente non ci trovavamo nel nostro posto, vogliamo sempre essere, ovviamente ci piace più, come a tutti, ovviamente dico qualche cosa di scontato, la parte alta della classifica, non certamente quella vicino al fanalino di coda, e quindi è ovvio che avendo con noi delle società la società formata da 4 aziende tutte vincenti e che non hanno, diciamo, si sono sempre dimostrate, diciamo, delle società affermate, dei bei bilanci e con della produttività, è ovvio che quella è la posizione che vogliono avere anche quando si parla di sport, ovviamente, no? E quindi di conseguenza delle minime basi di azione o un piano di azioni sono state gettate, diciamo, per il progetto della stagione 2021, no? Con però tutte Fabrizio, le complicazioni. scusami, non siamo a settembre-ottobre, cioè anch'io faccio programmazione, no, cioè, a parte che io sono in questo momento con la mia squadra faccio fatica a programmare perché qui siamo in pieno caos, non sappiamo neanche quando inizieremo il campionato. Io ho appena finito un'assemblea di Lega prima di collegarmi con voi, in cui tutti litigano con tutti, ma penso sia mal comune, e qui non si capisce neanche come si finirà, non è come si ripartirà. Detto questo, anch'io ovviamente nel nostro caso è un po' diverso, ci sono già ci sono già delle atlete piuttosto che dei coach, piuttosto che insomma delle persone che si avvicinano e vogliono assicurarsi un futuro subito con dei budget nettamente inferiori, e questa è un'opportunità che certamente la cerchi di cogliere, no? Ovviamente, no? Però siamo a maggio, cioè vuol dire, siamo ancora in tempo, poi non si vuol dire, non è ovvio che la società seria programma, no? E programma magari addirittura non anno per anno. Se ti arrivano dei nomi interessanti che dicono guarda, io rinuncio al 30% del mio compenso, non pensare che io chieda le cifre che chiedevo dov'ero, è ovvio che uno coglie l'opportunità. Se dice che se con metà soldi dell'anno scorso certo, di budget di bilancio riesco a fare la squadra, dici mi sembra di fare una P1, non una 2, ecco. Ma sarà così poi un po' per tutti, deve essere così, perché non vedo, almeno il prossimo anno deve essere per forza un campionato di transizione, almeno così. Poi magari, chi lo sa, il mondo riparte e meglio di prima, però in questa fase è evidente che chi programma deve programmare come dici tu. Paola, lo stesso ragionamento vale anche per te.
è chiaro che tu l'hai specificato prima e sei stata molto chiara, no? Tu dici io so, come famiglia, come gruppo, ci siamo impegnati in prima persona, diamo una mano, siamo entrati, ma c'è la memoria storica che porta avanti la società in cui in questo momento io sto dando una mano, a cui sto dando una mano. Quindi forse dici tu l'interlocutore in questo caso più corretto non dovrei essere io. Però da parte della tua società, perché tu in settimana sicuramente, come l'hanno fatto i nostri 2 presidenti, l'avrai fatto anche tu, ti sarai confrontata con le parti in causa. Ci sarebbe secondo te la disponibilità a fare un passo indietro per farne 2 avanti, e sempre riferimento anche all'aspetto tecnico, perché poi insomma di questo sto parlando in questo caso con questa precisa domanda. Insomma, la chiusura non c'è la disponibilità chiaramente a parlarne. Anche noi abbiamo già fatto qualche piccolo passo avanti. La B1 sulla programmazione del prossimo anno. La B1 è più indietro della Serie A, perché prima si completano un po' gli organici, eccetera, della 1 e della 2, e poi cominciano a muoversi un po' di più quelli delle società di B1. Però comunque anche noi qualche lavoro l'abbiamo già cominciato a fare, ma non credo che sia il problema dell'allenatore o della squadra, credo che bisogna pianificarlo e impostare il lavoro. Per noi non è presto, cioè non è tardi per poter ragionare. Sicuramente per la 2 comincia a essere, cioè loro non possono aspettare, devono fare gli organici più velocemente. Ma scusa Paola, adesso ti chiedo, a fronte di questa chiusura anticipata, voi eravate in lotta per salire punto a punto, ve la stavate giocando per il primo posto, vi hanno ipotizzato una possibilità di ripescaggio in Serie 2 anche per voi? Cioè, esiste questa possibilità concreta per voi di trovarvi magari anche in un riposizionamento dei campionati, anche voi magari a raggiungere Talmassons e Martignac in A2? Non lo so, sinceramente non ci hanno fatto nessun tipo di proposta di questo genere, anche perché, se ho capito bene, il campionato di B1 aggiungono un girone in più, e poi comunque nel nostro girone la prima che era posizionata in quella situazione di campionato, so che aveva l'interesse di andare su, quindi sarebbe la prima a essere disponibile ad andare in A2. Non credo che neanche ce lo propongano, sinceramente. Chi lo sa, qui potrebbe capitare di tutto. Presidente Ceccarelli, mancherebbe solo avere 3 squadre A2 il prossimo anno. Beh, 3 derby, che figata, dai, no? Come dicono i giovani. Magari un derby, meno costi di trasferte, mettiamola così, no? 2 trasferte meno. Esatto, 2 derby in più e 2 trasferte in meno, meglio di così. Quale potrà essere il prossimo passo? Bisogna sempre fare i conti col taccuino. Ma torniamo a quello che dicevo prima io, no? Cioè, alla fine, come così diceva veniamo Fabrizio, 3 volte a chiederti il Carnera, dai. Vabbè, magari, sarebbe bello. Però in un'ipotetica anche scala commerciale, cioè, no? L'economia di scala, di condivisione, vuol dire, ci potrebbero essere veramente tanti margini, ma diciamo così, Presidente, cosa possiamo fare? Cioè, abbiamo sviscerato, adesso non voglio neanche, sembra come che vi stia spingendo, io non vi sto spingendo, sto solo facendo in questo caso giornalista, no? Con cappello giornalista e magari con l'esperienza del dirigente, per vedere che margini ci sono, al di là di quello che poi si parla nei bar o nelle palestre di volley. Quale potrebbe essere il prossimo step, Press? Il prossimo step potrebbe essere sedersi realmente. Io non credo, Fabrizio, che possiate sedere intorno a un tavolo in 27 persone, no? Credo che non possa venire il sindaco di Martignacco, il sindaco di San Talmassons, il sindaco di Udine. Credo che possa sedersi intorno a un tavolo e dire: ok, cosa potremmo fare magari questo primo anno? Non lo so. Cosa possiamo fare insieme? Come possiamo darci la mano? Cioè, è fattibile una roba del genere, Presidente Ceccarelli? Cioè, c'è la volontà magari di fare un incontro con un team selezionato, partendo dal presupposto che credo, da quello che avete detto voi, e chiudo, che su coach Gazzotti ci sia uniformità di gradimento per quello che può valere in questa fase. Però devo dire che mi ha fatto piacere quello che hai detto anche tu, Fabrizio, hai riconosciuto le doti del coach. Vai Bernardino. Sì, signor Catellani è sempre gentile e obiettivo soprattutto. Volevo dire che non è un problema dell'allenatore sì, l'allenatore no.
o se bianchi o rossi, no. Prima bisogna che le società decidano se vogliono mettersi assieme per puntare su una strategia vincente di unione o di collaborazione o di insomma qualcosa. Quindi prima bisogna sedersi, parlare e capire le opportunità, le possibilità. Poi i tecnici, le atlete, lo staff, quello viene dopo, quello è il meno dei problemi, assolutamente il meno dei problemi. Ma adesso è stato concreto e preciso. Fabrizio, rispondi tu a quello che dice Roberto Gavazza. Un saluto a tutti. Credo che l'avere due società di Serie A nella stessa provincia, se da una parte è un vanto, ovviamente per il volley femminile friulano, è comunque un'anomalia. Quindi anche entriamo nel vivo proprio. Sarebbe logico, secondo Gavazza, fare una Serie A2 di vertice insieme e lasciare fare una B1 al volley basco con giovani di livello delle società e non lasciare ad ogni società di fare i propri giovani e non delle società e lasciare ad ogni società di fare i propri giovanili. Questa è la proposta sua concreta. A te il commento. Ma credo che sia evidente, non so se tu hai mai visto, se tu hai visto il derby di Martignacco e di Talmon Stones, no? Hai visto che CDA appare su entrambe le maglie, no? Non so se hai notato questo. Hai ragione, è vero, è vero, è vero. Bravo. Metto questa battuta per dire insomma che le sinergie ci sono, no? Questo, a parte che io l'ho fatto per essere sicuro di vincere in ogni caso, no? Tu ti sei tolto ogni dubbio, dici, io comunque vinco, no? Esatto. No, questo era solo sinonimo diciamo, di sinergie che ovviamente non sono solo quelle del logo sulla maglia, ma vanno un po' oltre, anche proprio sinergie fra aziende, come si diceva prima. Io credo che ci sia un ragionamento anche di, come si diceva l'altra volta, dove le aziende diciamo vivono in uno stretto interdipendenza con la comunità locale. Se da un lato forniscono contributi economici e creano posti di lavoro, dall'altro dipendono dalla qualità della vita. Sicuramente questa è qualità della vita. Comunque non voglio allontanarmi da quanto ha chiesto, diciamo, qual era il ragionamento di Gavazza. Sì, ci sta, cioè l'abbiamo detto, non è partivamo da lì, ecco, insomma. Certo. Ovviamente perché parliamo di noi tre? Perché probabilmente noi tre siamo coloro che prima di tutto, e parliamo solamente di aspetto economico, siamo quelli che investiamo nel mondo del volley femminile le cifre probabilmente più importanti, e quindi si parte comunque da lì. Probabilmente il ragionamento di Gavazza era anche legato forse in occasione, presumo, non voglio mettere le cose in testa diverse, ci sia anche l'aspetto di forza, di competenze, no? Di staff non solo tecnico ma anche chi sta attorno. Bravo, questo penso. Non bastano solamente, diciamo, il lato economico, come diceva prima anche la signora, ci vuole la forza e di unire anche degli aspetti proprio di forza sia lavoro delle società, perché spesso e volentieri qualcuno ci dice simplichei e quelli si potrebbero anche stancare, tra virgolette, e quindi è ovvio che nel momento in cui vengono divisi i compiti su più teste e le teste sono pensanti e quindi si usa un'intelligenza collettiva non solo data dalla parte economica ma da parte di tutti, si riescono a fare delle grandi cose. Quindi il ragionamento di Gavazza non fa una piega, ecco. Commento anche da parte tua, Paola, sul ragionamento di Gavazza. Ripeterei tutte le cose che ha detto Catellani, aggiungerei il fatto che anche il discorso di fare una B1 con dei giovani di qualità della regione, io lo vedo una cosa molto importante. Sarà per il fatto che da genitore ho vissuto tutte le esperienze di cosa vuol dire avere dei figli che vogliono imparare a crescere da un punto di vista sportivo e vederli uscire, dover andare fuori regione. Ci ha
dei vantaggi, ma anche tanti altri vantaggi che magari sarebbe bello risparmiare alle generazioni che verranno, insomma. Quindi fare una squadra di B1 con delle giovani che possono un domani avere anche magari la prospettiva anche di fare allenamento con la 2 tante volte, è una cosa interessante. Interessante, e soprattutto vi permetterebbe di creare un monopolio a livello giovanile, no? E di opportunità per le ragazze che credo che veramente non potrebbe non avere anche uguali in Italia, credo. Presidente Ceccarelli, è intervenuto anche il presidentissimo Alessandro Michelli, che domani avremo con Cattaneo in esclusiva qui da noi sui nostri schermi, e dice: un caro saluto a tutti, è un ragionamento importante che merita un tavolo di lavoro molto approfondito, e chissà che magari, non so se poi istituzionalmente può farlo, non sia lui magari a moderare questo tavolo di lavoro, però credo che piano piano ci stiamo avvicinando un pochino a un'idea almeno di partenza, che è quello che ti spiegavi tu prima. No, ma bene, anzi, se mi permetti, un grande ringraziamento a te per questa iniziativa e anche per l'aver ripetuto per 2 sabati di fila, perché bisogna avere molta convinzione per riuscire a organizzare 2 sedute, no? con gli stessi interlocutori, per cercare di metterli assieme, cercare di iniziare delle collaborazioni, eccetera. Quindi gran merito alla tua persona. Troppo gentile. Io sono solo un umile servitore dello sport. Sì, lo so, siamo tutti umili servitori, perché stipendiati non siamo, quindi però voglio dire, pronti, ecco, Sì. Io l'ho già detto più volte, io sono pronto a sedermi, io, chi per me, insomma, pronti a sedersi e a vedere cosa si può fare, io volentieri, assolutamente senza nessun pregiudizio. Credo che sia importante questo, tanto vi saluta anche un saluto dal vostro autista, Sergio Romanin. Di chi è l'autista? Bene, Romanin. Roba tua, Antoniazzi. Salutiamolo allora, salutiamo. Sì. Saluto. È bravo, gentile, un bravo autista, un gran tifoso, è una persona simpaticissima. E allora ci uniamo al saluto a lui. Andiamo in chiusura. Fabrizio, io mi rifaccio a quello che diceva adesso il presidente Ceccarelli. Io l'ho fatto volentieri, cioè queste 2 puntate dedicate a voi, prima di tutto perché conosco il valore del volley sul territorio femminile, no? E quindi io, da uomo di sport, e dato che faccio questo di professione, no? E ho anche un canale televisivo dedicato allo sport, io so i numeri che producete voi anche a livello di impatto, no? Una partita di volley femminile ha un suo valore, non me ne vogliono gli amici del volley maschile, ma non c'è confronto, no? E poi il territorio, siamo questi, siamo pochi, CPK, come dicevi tu prima, Fabrizio, se non ci diamo una mano, ti ricordi quando sei venuto al Carnera a dirmi, tu e De Paoli, prima volta ci siamo visti, possiamo fare qual Carnera? Io ho detto, ma ragazzi, ma ci mancherebbe, a me lo dite, ma siamo qua, siamo tutti sulla stessa barca, no? Non è che siamo, e quindi se non ci diamo una mano fra di noi, e quindi io l'ho fatto volentieri queste 2 trasmissioni, e ne farò altre se ci fosse l'opportunità o se si rendessero necessarie. Ti vorrei però che tu adesso anche, magari così mi sintetizzi, prendessi l'assist che ha fatto sia Presidente Michelli che adesso Ceccarelli. Ma Davide, tu sei sicuramente un grande uomo di sport e ha sicuramente con sé un'esperienza importante. Se cerchi di gettare tra di noi una contaminazione positiva, questo ti fa molto onore, proprio anche il fatto che, come ha premesso il presidente Ceccarelli, ci hai coinvolto in 2 occasioni in questo, hai dato la disponibilità del Carnera, sicuramente dobbiamo guardare il tuo messaggio in un'ottica futura e anche sicuramente fare un ragionamento ulteriore, proprio perché è di alto livello quello che tu stai dicendo, non è un qualche cosa così di scontato, gettato là a caso. Sicuramente tu hai pensato molto bene quando hai ragionato di coinvolgersi per diversi motivi, non era così campato il fatto il nostro coinvolgimento, quindi il tuo invito, no, va sicuramente portato a una riflessione un po' più elevata, e come diceva il presidente Micheli, probabilmente a un tavolo
dove poterne parlare in modo diretto. Ecco, questo è il mio pensiero. Ecco. Perfetto. Paola, anche te per conclusione, anche da parte tua? Sì, anch'io sono convinta che sia stata una bella opportunità che ci hai dato per confrontarci, che adesso va portata su un tavolo di lavoro diverso, insomma, con altri interlocutori insieme a noi. Perfetto, come dicevo prima, magari cercate di selezionarli, no? di non arrivare in 14 per ciascuno. Però, Presidente Ceccarelli, fai tu allora pensi tu a organizzare una riunione fra di voi? Ti prendi questo impegno? No, ti ringrazio, no. Sarà Micheli o qualcun altro, io non Allora mi magari, prendo impegni. ora magari io coinvolgo in diretta il Presidente Michelli. Non perché non voglio, non perché, Vai. scusa, non perché io voglio, voglio sfuggire dal problema, ma perché mi sembra giusto che sia una Tutti sullo stesso persona di livello, sopra dici, delle parti oppure interessata. Allora magari io, Com'è? sì, dici tu una persona super partes, dici, non uno di voi, che faccia partire. Ho anche il Presidente Micheli che non è super parte, però non è che è coinvolto societariamente, quindi il Presidente regionale, se lo può fare lui, mi va più che bene, però che io mi prenda questi impegni, ti ringrazio. No. Ora facciamo così, se vi fa piacere, non appena apro il mio locale qua a Campo Formido, il BH, il mio pub, che Campo Formido è concentrica, no? E BH che dà anche il nome alla televisione, perché caro Fabrizio, ognuno di noi deve fare pubblicità e usare i suoi mezzi, no? Io ho aperto questo canale televisivo per pubblicizzare il mio locale, pensa a te. Ognuno si inventa le sue strategie di marketing, il mio marketing molto da marciapiede, ma ne sono orgoglioso. Allora, magari io vi lancio questa idea, se volete, parlando chiaramente, poi parlerò con il Presidente Michelli, io vi organizzo una cena, poi me ne esco, vi do la stanza qua, no? Appena si può, vi trovate, selezionate voi le persone che volete portare, come dicevo Paola, magari venite in 2 o 3 per società, no? Chi poi ha potere decisionale ovviamente. Io vi metto a disposizione la sala, vi faccio una bella grigliata e sarete i miei graditi ospiti. Vi fa piacere? Possiamo ipotizzare una roba del genere, tanto ormai credo che nel giro di non troppo tempo riusciremo a aprire i locali. Ci state, Presidente Ceccarelli? Alla peggio vi fate la bella mangiata, cosa dici? Benissimo, scusa. Può essere questa un'idea simpatica per dare un seguito. Ci stai, Press? Anzi, grazie a te per la cortesia. Ma no, insomma, cerchiamo di darci una mano. Ci stai, Fabrizio? Assolutamente sì, insomma. Degli Paola? aspetti conviviali, sì. No, però io voglio a me fa piacere venire nel tuo locale sicuramente, e il piacere di vedere tutti dal vivo, che in questo momento è una cosa veramente io ho detto il mio locale, difficile. poi se volete fare io ho detto per dare uno spunto, poi se volete fare un'altra parte, però l'importante è che vi sediate intorno a un tavolo, secondo me, almeno che non rimanga il colpo in canna, ragazzi, cioè almeno io credo che conoscendo la qualità delle vostre persone e dell'impegno che mettete nel mondo dello sport, poi è vero, mi hai fatto ragionare Fabrizio prima, è chiaro che il collegamento al territorio, no? E a quelli sono anche gli investimenti, però ci deve essere modo per gratificarlo lo stesso al territorio, anche con un ragionamento che va oltre. Il territorio non deve, Martignacco e Talmassons non devono essere penalizzate da questo, credo, no? Ma devono averne anzi un beneficio ulteriore da un progetto comune, perché quello è vero, cioè il vero grande problema potrebbe essere quello, quindi condivido il tuo pensiero di prima, e magari io chiederò al presidentissimo Michelli se vorrà lui fare, comunque ne parleremo con lui a suo tempo. Intanto vi ringrazio per la vostra disponibilità. Per me è stato un piacere parlare di volley con voi. Domani seguite, tu so che ci segui la domenica, Fabrizio, spesso intervieni. Domani seguite il vostro presidentissimo Cattaneo, che sarà il nostro gradito ospite. Con lui parleremo chiaramente di massimi sistemi del volley, di quella che è la situazione anche geopolitica del vostro movimento, alla luce delle ultime decisioni, degli ultimi contributi, di quello che si sta sviluppando nel mondo del volley, del basket, anche del calcio, ma il calcio è un pochino una storia a sé. Grazie Presidente Ceccarelli, io ti auguro di stare sempre tanto bene e spero di vederti presto. Scusa, tu puoi fare quello che vuoi. Scusa, posso farti una domanda? A che ora che c'è il Presidente Cattaneo? Che ora è? Domani alle 3. Pronto? Domani alle 15. Domani alle 15. Domani alle 15 in diretta a Facebook e domani sera alle 8:30 in televisione. Ok, 8:30. Allora io ti prego una cosa, di chiedere al Presidente Cattaneo
penso che anche il signor Cattelan condivida, siccome la federazione ha previsto delle soluzioni economiche e risparmi per tutto il settore giovanile, se ha qualche idea di ridurre o di togliere le tasse gare, almeno le tasse gare per le serie B e le serie A2, serie A1, perché di questi livelli, di queste categorie, non ha parlato assolutamente, non è venuta fuori un euro, e quindi noi siamo in difficoltà come tutti, non è che noi sì, abbiamo i soldi che ci escono dalle tasche, no? Lo so, caro Presto. Il prossimo anno io la vedo dura che vengano tolte le tasse gare, perché gli abiti vanno pagati, è lo stesso problema affrontato anche noi col... Non lo so, però almeno ridurre le tasse gare. Glielo chiederemo, Insomma, dare una mano anche ecco, ricordati di chiedergli se hanno in mente qualche iniziativa. Ma se tu vorrai partecipare alle 15 chattando, potrai scrivere le tue domande, vuol dire, magari sarebbe bello tu partecipassi, potresti anche scrivere domani pomeriggio alle 3, tu puoi porre tutte le domande che vuoi. Poi non so tecnologicamente... Però voglio dire che il Ministero Sport e Salute lì, il ministro Spadafora e il presidente del capo di Sport e Salute hanno erogato in anticipo diversi milioni alle federazioni, no? Tu lo sai. Pare sia un anticipo su soldi già dovuti, comunque, non sono soldi nuovi, sono soldi già dovuti, su questo posso già rispondere io. Sì, però non è che sono soldi extra, sono tutti quelli. No, sono d'accordo, soldi già dovuti, però li hanno anticipati e hanno anche fatto una bella azione. Certo. Però insomma un po' di soldi il governo li ha dati alle federazioni, mentre alle società non è venuto fuori un euro, né dalla regione né dallo Stato. Quindi penso sia pertinente questa domanda. Lui sarà con noi domani proprio per rispondere a queste domande. Grazie Presidente Bernardino Ceccarelli, grazie Fabrizio. Grazie a voi. Grazie anche tu se vorrai partecipare domani con qualche domanda in diretta, ti aspettiamo. Grazie Paola. Grazie a te Davide. Ti lasciamo i tuoi lavori di giardinaggio, mi raccomando, ma fai lavorare i maschi, visto che a casa tua i maschi sono in minoranza rispetto alle femmine, fai lavorare i maschi che almeno si rendono utili alla famiglia Geretti Braida. Posso dire una cosa, perché sennò dopo per il bene familiare devo salutare sia te che il signor Ceccarelli da parte di mio marito, sennò dopo si arrabbia se non l'ho fatto usando la televisione. Grazie. Riferito in diretta a Presti, saluti, quindi ti arrivano i saluti di Giacomo Braida. Ok. Cambio più che volentieri, anzi con piacere, assolutamente. Grazie, io approfitto per dire che chi volesse pomeriggio alle 3 torno a parlare di basket, poi tornerò anche a lavorare a tempo pieno e finirò di fare tutte queste trasmissioni. Devo dire ieri comunque, che approfitto per dirvi, ho avuto 2 presidenti regionali di Friuli e Veneto di basket a parlare proprio di problematiche legate alla ripartenza, a consigli per le federazioni, a interventi diretti. Abbiamo avuto un ascolto incredibile, a dimostrazione a livello proprio di numeri, di visualizzazioni, di partecipazione anche in televisione la sera, a dimostrazione che le nostre società, io parlo per il basket ma nelle volley femminile è uguale, hanno bisogno, sentono proprio la fame, la voglia di sapere, di informarsi per essere pronte a ripartire. Quindi queste trasmissioni che stiamo facendo a gettito continuo sono soprattutto degli assist per chi vuole coglierli, perché cerchiamo di portare personaggi come voi in questo caso, ma il vostro è più un progetto ipotetico così, che comunque rappresenta anche la bontà, no? del vostro movimento. Io l'ho definito l'era d'oro del volley femminile, però ecco, sono degli assist per chi ci ascolta a casa, per provare a prendere degli spunti e capire quello che è lo stato dell'arte. Oggi pomeriggio alle 3 invece torno a cazzeggiare un po', come piace a me, parlando di basket con Flavio Tranquillo, che è il grande guru del basket di Sky Sport, amico vecchio di vecchia data, con cui parleremo di basket NBA, ma un po' di tutto, quindi più una trasmissione di oggi pomeriggio dedicata ai veri intenditori di basket che hanno voglia di ascoltare
un pochino qualche aneddoto magari anche. Ecco qua la slide di presentazione. Grazie Paola, grazie Bernardino, grazie Fabrizio, e viva il volley, ci vediamo domani con Cattaneo e con Michelli, e buon pranzo a tutti quanti, e chi non ci ha visto in diretta adesso, stasera 20:30 sul nostro canale 113. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Grazie, auguroni. Buona domenica.